ora in onda Potere al Popolo. Si ritorna in studio in diretta 11:07 primi, ancora il buongiorno. Sammy Varin, Radio Libertà, Potere al Popolo. Tra pochissimo ascolteremo un bel pezzo di Linda Austin, è scritto così, è Linda Austin. Poi adesso gli chiediamo bene come si pronuncia, ma italianissima secondo me. Com'è? Da dove arriva? Ve lo diciamo tra poco. Ascolteremo Stuck in the Wrong Life, ma le agenzie qui hanno appena battuto una notizia che farà discutere. Su Repubblica, Grillo attacca i 5 Stelle. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. Apertura per il sito di Repubblica, apertura per il sito del Corriere. Grillo torna e attacca i 5 Stelle. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi. Dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. Il post del fondatore sui social: doveva occuparsi dei cittadini e ha finito per occuparsi delle poltrone. Pesantino, decisamente. Il cui Parlamento, in apertura di trasmissione, parliamo di Notav con Elena Maccanti. Qui Parlamento. Grazie Presidente, anche il gruppo della Lega si unisce alla richiesta di informativa al Governo, ai ministri Piantedosi e al ministro Salvini sui gravissimi fatti che sono avvenuti in Val di Susa sabato 25 luglio. Ma prima di entrare nel merito, Presidente, intendo rinnovare a nome della Lega la solidarietà, la vicinanza e il rispetto alle nostre forze dell'ordine che da anni sono su quel territorio, a presidio di quel territorio, e da anni prendono pietrate per difendere una infrastruttura strategica. Alle forze dell'ordine noi siamo vicini sempre, Presidente, anche di fronte a tentativi biechi e pericolosi di strumentalizzazioni e di delegittimazioni. E poi, Presidente, voglio esprimere una grande vicinanza alla popolazione della Val di Susa, cittadini residenti, imprenditori, operatori economici, amministratori locali che non si riconoscono in quanto è avvenuto questo fine settimana in valle, perché una cosa deve essere chiara: quello che è accaduto in valle questo fine settimana non rappresenta la Valle di Susa, che anzi vede in questa opera davvero un'occasione di sviluppo. E infine la nostra vicinanza ai lavoratori di TELT che da anni lavorano in condizioni davvero difficili, sotto minacce e intimidazioni. L'opera, credeteci, andrà avanti anche per loro. E adesso qualche dato, Presidente, perché sabato 25 luglio abbiamo registrato 124 poliziotti feriti, 4 mezzi delle forze dell'ordine incendiate, la chiusura di tutta la valle con l'autostrada e anche la ferrovia bloccata, danni all'opera per oltre 1 milione di euro che come sempre pagherà la collettività. E allora da questi numeri vediamo come non si possa trattare di una manifestazione di dissenso, ma di veri e propri atti criminali che non esitiamo a definire terroristici e dietro ai quali vediamo anche una regia eversiva, Presidente, che vede la sua base locale nel centro sociale a Scatassuna, per troppo tempo protetto da un clima di benevola tolleranza anche da parte del centro-sinistra, e l'affidamento di un immobile da parte del Comune di Torino ad Scatassuna ne è stato un drammatico esempio, e fortunatamente quell'immobile nel dicembre scorso è stato sgomberato dopo 25 anni dalla polizia e da questo governo. Dicevamo una matrice eversiva, e allora la risposta deve essere ferma, lo dico a tutti, e la condanna deve essere unanime, senza se e senza ma, anche se purtroppo questa condanna unanime invece tarda ad arrivare, se è vero come è vero che ieri in Consiglio Comunale a Torino il Partito Democratico ha rifiutato di votare un ordine del giorno di condanna di questi episodi. Una vergogna, un episodio decisamente vergognoso, ma noi andiamo avanti su quest'opera, Presidente, andiamo avanti con grande determinazione. Proprio in queste ore
inizieremo a esaminare il decreto infrastrutture che stanzia oltre 50 milioni di euro per 11 comuni della Val di Susa interessate da quest'opera, così come andremo avanti sulla tutela rafforzata per le nostre forze dell'ordine, introducendo il reato di terrorismo di piazza da troppo tempo richiesto dalle nostre forze dell'ordine, e andremo avanti anche su una proposta di buonsenso della Lega, che è quella che gli organizzatori delle manifestazioni versino una cauzione, perché chi paga, chi spacca in questo paese deve pagare. Allora concludo, Presidente, sempre sì alle manifestazioni e ovviamente alle manifestazioni anche di dissenso, ma assolutamente no a chi devasta, a chi attenta alle nostre strutture, alle nostre infrastrutture strategiche, a chi mette in pericolo la vita delle nostre forze di polizia e anche a chi appunto mette in pericolo e a chi devasta sempre a spese della collettività. Basta davvero. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Serenade my rose into all country song. I'm a crying, think I must be going wrong. Walking on the ramp on the confused road. This is not the way I want to growing old. The smile was so far from my face. I can nothing I can call my place. Don't let the treasure like you used to replace. Can't let my drift without a trace. I'm stuck in a wrong life. Everything feels like a lie. To serve breathing again, I need a change. And I need a change. And no matter many times I try, this life is more than just survive. Now I'm ready this trying to be myself again. Looking in the mirror, recognize myself. Waiting from the evening just to see that the hand. Losing that we talk with anyone else. Easy right to destroy yourself like that. This mind was so far from my face. I had nothing I can call my place. But now I take hold of my life again. My dream fun I can take a shape. I'm stuck in a wrong life. Everything feels like a lie. To start breathing again, I'll need a change. And I need a change. And no matter many times I try, this life is more than just survive. Now I'm breaking this chance to be myself again. For every time I thought that not too strong, I want to tell my younger self you'll be able to do everything you want. Everything feels like a lie. To start breathing again, I'll need a change. Need a change. And no matter how many times I try, this love is more than just survive. Now I'm breaking these chains to be myself again. Beh ragazzi, ci siamo fatti una passeggiata in mezzo alla natura con Stuck in the Roll Life, con noi Linda Austin, scritto Austin. Ciao Linda! Ciao, buongiorno a tutti gli amici ascoltatori, che onore essere qui. L'onore è tutto mio, anche perché ci hai portato in mezzo alla natura. Linda arriva dalla campagna romana, nella sua musica ci sono tutte le radici del territorio, le radici rurali della sua zona, ma soprattutto
la musica country, ecco, siamo curiosi perché già noi siamo una radio di nicchia, ce ne sono poche come Radio Libertà, poi ci chiamiamo Libertà e quindi, ma la tua musica è ancora più di nicchia, soprattutto perché siamo in Italia effettivamente e il country amatissimo nel nostro paese, sì, ma trovarlo è difficilissimo. Radio che trasmettono musica country in FM zero. Bisogna andare su internet e bisogna fare delle ricerche molto approfondite. Linda, come mai questo tuo amore per il country? Allora, diciamo sì, io la musica country, la musica in generale l'ascolto e la studio fin da quando ero piccolina, però mi sono resa conto che tra tanti generi musicali il country è quello che ritornava un po' sempre nelle mie sonorità. E diciamo che anche magari nei vari traslochi che ho fatto nella vita ho trovato sempre, magari nei scatoloni, nelle compilation, questi CD dei grandi pilastri del country. Così da quando ho cominciato a scrivere musica, che è da relativamente poco, è qualche anno, mi sono resa conto che sia i testi che anche gli accordi che scrivevo, proprio le sonorità delle mie canzoni riportavano al country, che poi alla fine è un po' anche il mio stile di vita, diciamo che ecco, è uscito allo scoperto ciò che ero veramente, ecco qua. E dici niente, vorremmo averlo anche noi questo stile di vita e invece siamo schiavi purtroppo delle città. Signori, Esatto. Si fa il possibile per provare, insomma, a ritornare un po' alle radici, ecco sì. e tu quindi stai portando praticamente la tua vita quotidiana in musica. Perché? Allora, prima di tutto sto facendo un giro sulla tua pagina social, ad esempio su Instagram scrivete Linda Austin e saltano fuori anche Esatto. le tue interviste, le serate sui palchi, ma soprattutto la natura, perché Linda vive in mezzo alla natura e incide, canta con in sottofondo il suono delle api. Spiegaci questa cosa. Esatto, esattamente sì. Io nella vita, oltre che fare musica, sono anche un'apicoltrice e è un amore che anche questo è nato da pochi anni, però me ne sono davvero appassionata un po' per caso. Sono finita per studiare appunto il mondo delle api, vedendo alcuni video e leggendo alcuni articoli e non ne sono più uscita. Mi sono innamorata talmente tanto che insomma ho fatto diversi corsi, ho continuato a studiare fino a tuttora, finché poi sono riuscita ad aprire i miei apiari e insomma da qualche anno che conduco gli apiari, produco miele, prodotti dell'alveare, perciò diciamo si è chiuso forse in parte proprio il cerchio della vita country vera, diciamo, ecco. Cioè, ragazzi, qui parliamo di cose importanti, perché prima di tutto io sono un consumatore quotidiano di miele ogni mattina, 1-2 cucchiaiate Ottimo. per darmi la forza e forse il segreto della sveglia alle 5 del mattino ogni giorno, alle 6 sono qua nei nostri studi, preparo la rassegna stampa, alle 7:30 sono in onda. Ma parlando di miele, di api, si parla anche del nostro equilibrio su questo mondo, l'equilibrio Esatto. biologico, l'equilibrio naturale. Le api sono lo specchio di come sta il nostro pianeta e quindi non posso non farti questa domanda. Allora, prima di tutto, bling bling, pubblicità per chi ci segue dalla zona D, ci devi dire se il tuo miele lo vendi al pubblico, dove lo vendi, come lo vendi, perché io faccio pubblicità gratuita, ti immagini, agli artisti Grazie. indipendenti e se vendono qualcosa, non dico che vendono qualcosa, ma io lo dico e dico anche come avere i prodotti del contadino. Prima di tutto, quindi ci dici dove lo vendi e come lo vendi questo miele. Poi, certo, una battuta proprio anche sull'aspetto naturalistico, perché come ti dicevo, ormai lo sappiamo, le api non stanno benissimo e Esatto. questo è un problemino
prima di tutto per chi fa questo lavoro come il tuo, ma per l'intero pianeta. Linda, da dove parti? Esatto. Allora sì, per quanto riguarda la prima domanda per la vendita, allora diciamo non sono ancora attrezzata a livello strutturale tipo e-commerce, siti online, ma ci sto lavorando e diciamo che al momento ecco è una vendita diretta, magari il vicino che chiede il miele, insomma un passaparola, perciò ecco se vi trovate a passare Dove? Dove? per il Lazio, insomma Dove? ci Dove? sono. Paese? Allora, sì, sono vicino a Roma, nella campagna romana, nei Castelli Romani. Ok, si perderanno i nostri ascoltatori perché iniziano a girare intorno a Roma, Castelli Romani, dice, boh, Linda! Linda! Esatto. Ma allora sì, diciamo, ecco, tra San Cesario, Rocca Priora, Monteporto, diversi apiari, però diciamo è quella la zona, però non ho effettivamente un negozio fisico, perciò possono scrivermi sui social Linda Brava. Austin e magari ci mettiamo Brava, d'accordo. cercate Linda Sì. Austin sui social e chiedetele il miele come prima cosa. Seconda cosa, certamente la sua musica, ma adesso ci arriviamo. Come sta il mondo, Linda? Come stanno le api? Insomma, noi apicoltori cerchiamo di fare il possibile per cercare, insomma, di portarle alla stagione successiva nel modo migliore, perché a volte è complicato anche fargli superare l'inverno. Diciamo che le temperature ormai sono estremamente alte, almeno qui nella zona dove sono io, anche in inverno non c'è più l'inverno vero, neve o grande freddo o gelate. Però diciamo che purtroppo ecco, loro hanno una patologia che per gli addetti ai lavori si chiama varroa, è una sorta di acaro che comunque distrugge le famiglie per intero e diciamo che il nostro compito è quello di fare diverse procedure per purificarle, tra virgolette, insomma, per togliergli questo acaro e riuscire il più possibile a mantenersi in salute, superare l'inverno ed arrivare alla stagione successiva in forze poi per produrre anche e per stare principalmente loro bene. Ehm, Anche la quantità di miele, insomma, negli ultimi anni che producono, almeno anche a detta degli apicoltori più anziani, magari se nell'inizio degli anni 2000 si producevano fino a 60 kg di miele ad alveare, adesso la quantità è dimezzata. Capite? Però sì, dimmi. No, dicevo, capite ascoltatori, per cui anche il prezzo del miele a volte oscilla e non potete pensare di trovare miele a 4 soldi, cioè se lo trovate, Esatto, lo diciamo chiaramente, non è miele, è miele e soprattutto non esatto. arriva dall'Italia, perché ricordiamo poi c'è un commercio europeo ma anche internazionale, Sì, mondiale di miele. Guardate bene sull'etichetta perché molte volte arriva da posti lontanissimi che ci mettono delle esatto. schifezze dentro e che non fanno certamente bene se ne mangiate ogni Parole giorno. sante, parole sante. Esatto, esatto. Signori, non dico nient'altro, avete capito, Linda Austin per il miele, ma per la musica, e qui naturalmente ci devi dire come ti sei tuffata musicalmente in questa bellissima avventura con gli amici di Totoband, perché qui c'è lo zampino Esatto. di Totoband che è diventato, oltre che un gruppo che ascolteremo tra poco, che porta avanti un personaggio particolarissimo che scopriremo nei prossimi giorni, è una vera e propria agenzia, è un progetto che aiuta giovani e meno giovani a fare musica, a farsi sentire, a farsi vedere, a trasmettere emozioni, proprio come stai facendo tu, Linda. Come è avvenuto Grazie. l'incontro con Totoband? Allora, diciamo per puro caso, perché me l'ha presentato Alessandra Mele, che è un'altra bravissima cantante, nome d'arte Alice, me l'ha
presentato lei. Lei una volta che è venuta ad una mia serata ha ascoltato la mia musica e mi ha detto, dice, ma sai che c'è Totò che ha questa etichetta discografica, detto bellissimo, magari vi faccio scambiare i numeri di modo che così parlate, vedete un pochino insomma come procedere, come fare un progetto insieme. E così è stato, abbiamo fatto questa lunga telefonata e fin da subito mi ha ispirato fiducia, una cosa che ci tengo tantissimo a dire e lo ripeto sempre, a parte che Salvatore si mette tantissimo a suo agio, ma poi ti ascolta, è paziente, anche perché io sono una persona molto meticolosa e puntigliosa, diciamo mi ha secondato un po' in tutte le richieste che gli ho fatto, insomma. Ma poi ecco, non ha mai cercato di cambiare la mia identità, questo lo preciso sempre perché secondo me è un valore che non tutti osservano, o mi spiego meglio, in passato magari mi è capitato alcune persone che appunto, come dicevi tu, ma il country è di nicchia, magari va poco, viene poco ascoltato, ma perché non cambi genere, perché non provi a fare altro? E invece lui mi ha sempre, cioè mi ha accolto così, nella sua etichetta o nella sua famiglia, anzi, come ormai ci chiamiamo, e mi ha accolto così, insomma, senza richieste di cambiamenti, di nulla, e di questo io sono estremamente grata, davvero. È minimo. Infatti è una bellissima collaborazione e ne sono felicissima. Ragazzi, questo dovrebbe essere l'ABC della musica indipendente. Il fatto di essere indipendenti significa portare avanti noi stessi e non trovare un produttore o qualcuno che dice no, no, questo non farlo, questo non farlo diverso, fai un tipo di canzone, di musica, di ritmo. E no, ragazzi, e l'artista è artista, porta avanti se stesso. E il bello di Salvatore e Totò Band è proprio questo, e lo sentiremo nei prossimi giorni proprio su queste frequenze, il Salvatore. Intanto, certo, Linda, noi adesso da oggi ti seguiamo e ti seguiranno i nostri ascoltatori, quindi attraverso i tuoi social, ma anche ora facci sapere e puoi snocciolare qui se hai in programma qualche palco, qualche appuntamento in questa estate, proprio per far sentire una musica diversa, assolutamente ricercata, ma praticamente impossibile da ascoltare sulle cosiddette radiolone, quelle fighe, quelle importanti. Il country, puoi aspettare. Linda, come fare per ascoltare la tua musica? Diamo appuntamento sui social, sul tuo canale YouTube, dal vivo, quando e dove? Bolle qualcosa in pentola? Allora, diciamo sì, bolle qualcosa in pentola, però al momento non c'è ancora nulla di pubblico, di pubblicizzato, però io come dico sempre, per seguirmi, insomma come hai detto anche tu, magari di restare collegato sui miei social, di modo così di vedere le nuove date che usciranno, perché al momento ne ho fatte diverse, però in questo momento sto lavorando per avere un calendario un pochino più strutturato, perciò ecco, spero insomma a breve di pubblicare qualche nuova data, perciò torno a ripetermi, potete seguirmi sui miei social, sia Instagram che Facebook, poi ovviamente tutti gli altri come TikTok, YouTube. Però se volete nel frattempo potete ascoltare la mia musica su tutte le piattaforme di streaming. Il mio nome appunto è Linda Austin, scritto, e perciò ecco, diciamo questo, al momento uscirà qualcosa a breve, però devono rimanere collegati per scoprirlo. Hai visto? Siete obbligati a ricercare su internet Linda Austin, ad esempio su Instagram, come ho aperto io, musica country al sapor di miele. E Linda, noi ci risentiamo su queste frequenze molto volentieri. Restiamo collegati, ok? Assolutamente, grazie davvero, grazie veramente per questa bellissima intervista ed opportunità. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Anche tu da qualche tempo hai quei fastidiosi dolori alle spalle, alle ginocchia, ai gomiti, alle anche e il tuo medico le ha classificate come artrosi? Aiutati attraverso ACEUC2. ACEUC2 è il nostro integratore alimentare a base di collagene nativo non denaturato di tipo 2, quello che aiuta le cartilagini a rigonfiarsi di collagene in modo che le articolazioni non si tocchino e non si sfreghino più. È un prodotto completamente naturale, stamattina in offerta speciale per voi. Chiamate subito 030 68 40 408. Vuoi provare il trattamento di 30 giorni? 35 euro. Vuoi provare il trattamento di 60 giorni? 60 euro. Vuoi provare il trattamento di 90 giorni? 79 euro. Ma se acquisti il trattamento di 4 mesi, 120 giorni di trattamento, un prezzo straordinario speciale per voi se chiamate subito lo 030 68 40 408, dite ho ascoltato Radio Libertà, avete prezzo straordinario, trasporto gratuito e anche uno splendido omaggio. Solo ed esclusivamente adesso se chiamate subito lo 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, sono di nuovo io Tati. Allora, questa che andrete ad ascoltare è il mio ultimo singolo che si intitola L'incontro, lo potete trovare su tutti i digital store come Tati S, mi raccomando Tati con la Y e proprio S, proprio scritto E-S-S-E. Allora, questa canzone parla di un appuntamento al buio di due ragazzi che si conoscono tramite social e una sera decidono di vedersi senza però descrivere i loro vestiti per riconoscersi. Arrivano in questa discoteca e beh, ormai il finale lo sapete tutti, avete ascoltato tantissimo la mia canzone e il finale è che questi due ragazzi alla fine non si incontreranno mai. Io vi auguro un buon ascolto, buona giornata a tutti, un saluto Sammy, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Ciao! Voglia di incontrarti oppure no? C'è nell'aria il sapore di te. Sento le tue mani su di me. Oppure no? La rete a volte aiuta un po'. Oppure no? Conoscersi così però ora lo so. Vieni, sono qui. Occhi verdi son qui. Ecco arrivo lì, Cinderella del Sud. Finalmente ci vedremo, io non resisto più. Già mi sento piena di vitalità. Un problema però, io non so chi sia tu. Poi resto seduta lì a guardare. Dove sei, occhi verdi, io son qui. Ora non sappiamo come fare per incontrarci. Adesso come faccio io, come si fa a domandare dove sei, come si fa. Ora il sogno mio cade a terra con te. Me ne vado via, sognerò solo te. Finalmente ci vedremo, io non resisto più. Già mi sento piena di vitalità. Un problema però, io non so chi sia tu. Guardo tutte le persone immaginando te.
estate, signori, musica leggera, musica vera per menarvi via, soprattutto se mi state ascoltando dalle spiagge. Bravi, bravi in vacanza, è così che si fa. Beh, e nella vostra colonna sonora dell'estate 2026 c'è anche Tati S, Tati con la Y. Lei è Tatiana Silvestri, la stiamo seguendo da qualche anno. Il suo ultimo pezzo è L'incontro, una storia d'amore moderna nata nell'era dei social network. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ciao Sammy, buon caldo, visto che oggi le temperature decisamente saliranno. Allora, una riflessione sulla situazione politica. Beh, noi non ci dobbiamo stupire di Forza Italia, visto che è il braccio destro della von der Leyen in Italia, vero? Ecco, ricordiamoci con chi governa Forza Italia in Europa. E non siamo noi, punto. Considerazioni sulla sinistra, ma questo è un consiglio che io do a chi ha amici di sinistra che si ostinano a votare sinistra. Ma che cos'è la sinistra oggi? Non è la sinistra che aiutava i territori come ai tempi di Don Camillo e Peppone. Non è certo la sinistra che aiutava gli operai, i braccianti, le categorie svantaggiate, come succedeva ai tempi di Peppone e Don Camillo. Allora si chiamava PC. Se poi negli anni 90 è diventata prima PDS e poi DS, una ragione ci sarà. Quindi non è più la sinistra delle fabbriche, ok? Che lottava per gli operai angariati dai padroni, e questo lo dimostra la signora Ilaria Salis, che ha licenziato quei due sventurati suoi ex collaboratori senza giustificato motivo, qui indietro, bene, ed è stata condannata a pagare come risarcimento più di 300.000 euro a quei due. La sinistra di oggi o la sinistra degli anni 90, quando è diventata prima PDS e poi DS, è quella del signor Fassino, che per telefono gridava tutto contento: abbiamo una banca. È la sinistra delle banche, è la sinistra della finanza, è la sinistra che ha cambiato le regole del gioco, mettendo tanti bei bonus, che poi ti spiego il perché lo fa anche la Meloni e non li ha cambiati. È la sinistra che delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni di Prodi e Bersani. È la sinistra del Britannia che ci ha venduto, mi sembra nel 1993 o 94, poi mi correggerai tu, sei tu il giornalista, non io, agli inglesi. E chi c'era lì? Ciampi, Prodi, il signor Mario Draghi, Amato, forse anche Beppe Grillo, che ci facesse lì un comico. Qualcosa ci faceva, una ragione se era lì ci sarà. Quindi ragazzi, la sinistra di oggi è tutto quello che non era 60 anni fa, forse anche 70 anni fa. Anzi, è diventata in un certo senso qualcosa di più, perché avendo perso il suo popolo di riferimento, quello degli operai e quello delle classi più svantaggiate italiane, si è associata, oltre che naturalmente ai centri sociali, No Global, Pro Gaza, Antifa e tutto il resto, tutte le sigle possibili e immaginabili di ciò che non è parlamentare ma è extraparlamentare, pronto a fare attentati, pronto a picchiare, pronto a fare tutto quello che non è legale, si è associata anche alle nuove masse di riferimento, cioè gli immigrati, soprattutto islamici, ai quali ha venduto l'anima, passando da un partito anticlericale ad un partito clericale. Penso di aver completato il giro. Ultima cosa la Meloni, scusami la lungaggine, ma volevo spiegare. Perché la Meloni non ha mollato i bonus? Perché la Meloni in un certo senso condivide la società sociale dello stesso PD o dello stesso PC. Quindi aiuti per tutti, peccato che poi però i bonus vanno agli immigrati perché sono monoreddito, dove lavora soltanto lui perché la donna deve rimanere a casa e coperta, con 4-5 figli, che quindi hanno lo stesso ISEE degli italiani, però l'ISEE degli italiani sfora perché magari sono in 2/3. Loro invece ci rientrano nei bonus perché sono in 5-6 in casa. Scusa Sammy. Ciao, buona giornata.
È sempre un piacere, siete voi gli editorialisti principali di questa radio. E allora, minimo, questi sono i vostri messaggi WhatsApp, a decine ne arrivano nel corso delle nostre trasmissioni al 340 67 09 659 a commento della rassegna stampa, ma in generale a commento di tutto ciò che volete, ciò che vi succede. Lo potete documentare anche mandandoci dei video, oltre che degli audio e naturalmente dei semplici messaggi. 340 67 09 659. Lo dico soprattutto a voi nuovi ascoltatori che ci avete scoperto magari su chissà quale piattaforma. Ormai siamo multimediali, non soltanto in radio, nella banda DAB ci potete ascoltare in tutta Italia, ma anche su parecchie piattaforme. Ogni tanto sparisce l'audio, ritorna, perché dipende se diciamo cose contrarie alla community. Silvio, l'Unione Europea tutte le volte si inventa una sigla per mettercelo in quel posto. Vedi MES, SAFE, PNRR, soldi a debito per arricchire le finanziarie. Che polli che siamo. Bravo Silvio, ma ormai l'abbiamo capito che siamo tutti schiavi delle banche e delle finanziarie. Hai mai provato a comprare un'automobile? Non la puoi comprare, la devi pagare a rate, obbligatoriamente. Il nemico non viene dalla Russia, siamo già invasi dai musulmani, non abbiamo più un esercito popolare ma solo professionisti e dobbiamo indebitarci per armarci contro il nemico esterno? Lasciamo perdere, scrive qualcun altro, ma oggi siete veramente tosti. Mi stanno inviando anche delle fotografie estrapolate dal testo scolastico della terza elementare di mia nipote. Complimenti alla vostra radio che ascolto da tantissimi anni. Grazie Laura, e facci vedere un attimo cosa c'è in questo testo. Avere uguale possedere. Io possiedo un diario segreto, una bici bellissima. Karim ha pantaloni nuovi. E poi ancora Camilla e Iham si divertono all'acqua park. Amir e Mario nuotano al mare. Ci sta mostriamo anche in diretta in radiovisione queste immagini, diciamo dei libri particolarmente aperti sui diversi colori che l'uomo, che i bambini possono avere, e chi è bianco fromage, chi è più mulatto, chi è nero. E proprio nel libricino del scolastico della terza elementare della nipote di Laura compaiono tranquillamente più foto di personaggi bambini simpaticissimi di colore che foto di bambini bianchi. Abbiamo girato completamente la frittata. 0292947222. C'è qualcuno in linea? Pronto? Sì, Elisetta. Buongiorno Oela. signor Semmi. Allora, oggi volevo parlare sull'inflazione. Signor Semmi, non si fa altro che lamentarsi del prezzo alle stelle dei carburanti e, dico io, stracciarsi le vesti per il caro vita inarrestabile. Allora, io dico, qualcuno ricorda un periodo in cui il costo della vita, signor Semmi, è stato stabile o addirittura regredito? Negli anni 40 il trio Lescano cantava la canzone Se potessi avere 1000 lire al mese, cioè sarebbero 50 centesimi d'oggi, con le quali si poteva vivere da benestanti. Possibile, signor Semmi, che la storia non insegni mai niente ai catastrofisti dell'era moderna? Rassegnatevi ed è inutile cercare un colpevole, poiché la colpa è di tutti noi. Nient'altro, la saluto e una buona giornata. Grazie, tutto vero, è tutto vero, la colpa è di tutti noi, ma cerchiamo di sopravvivere ugualmente facendo un sorriso, nonostante le sfighe quotidiane che ci siamo tirati addosso. E ricordiamo ad esempio i bei tempi di Venezia. Oggi ho evocato i vecchi raduni della Lega a Venezia, Pontida, perché oggi su Libero c'è un bel articolo proprio sulla nuova Pontida 2026, il 20 di settembre, sul Sacro Pratone. Ci saremo, ci sarò io, ci sarà Radio Libertà con uno stand ormai famoso negli anni. Se
ci venite a trovare, oltre a visitare decine e decine di stand che ci saranno sul Sacro Pratone mentre ascoltiamo gli interventi dei politici, beh ragazzi, cercate il cappellone Sammy Varin e venitemi a salutare, come minimo. Quindi ciao Olvi ad esempio, ma anche Luca, Marco, Paolo, tantissimi che mi hanno scritto ricordando i bei tempi di Venezia, soprattutto quando pioveva a Venezia, che ci si toglieva gli scarponi e si andava tranquillamente a piedi nudi perché si era infangato, e non c'era il fango a Venezia, assolutamente, ma si stava nell'acqua in compagnia. Scusa Sammy, ma non c'era una clown che aveva fatto una videogag contro le accise? Oh mamma, chi sarebbe questa clown che ha fatto una videogag contro le accise? Giuro, sto facendo tanta fatica, ma non riesco a ricordarmi. Eccone un altro. Io c'ero sul Po pure con la mia fidanzata russa. Ah, la fidanzata russa. No, la mia era di Bergamo Bassa. Bla bla bla. In questa nazione di merda con un governo senza palle continuiamo a farci domande e a blaterare. Nel frattempo islamici, centri sociali, parassiti, gentaglia varia fanno quel cazzo che vogliono, spalleggiati dai magistrati che meritano il trattamento o a loro riservato dalla mafia di un tempo. Noi prendiamo chiaramente le distanze da questi messaggi poco gentili verso i magistrati e altri personaggi, ma d'altronde come ci chiamiamo noi? Radio Libertà. E ascoltiamo un altro messaggio. Alessandro Firenze, buongiorno onorevole. Niente, io sono un ambulante e le devo fare una domanda da tanto tempo. Io e lei ci si incontrò durante le manifestazioni in Piazza della Repubblica nell'ormai lontano 2017, in cui la Lega si schierò apertamente per non fare banda agli ambulanti. Allora, mi vuoi spiegare perché il sottosegretario Bitonci della Lega, uno dei primi atti che ha fatto con questo governo è stato di reinserirci dentro la Bolkestein, mettendo le concessioni ambulanti a bando? Cioè non capisco, state lottando perché non venga fatta a balneari, ma allo stesso tempo ci avete rinfilato noi. E guardi che io parlo ai miei colleghi, il vostro è stato un suicidio nostro, perché io sono un leghista, è stato un suicidio elettorale. Grazie a te caro, e ti invito ad ascoltare nel pomeriggio un paio di volte alla settimana, se non erro, c'è la trasmissione del PIU, Piccoli Imprenditori Uniti, dove si parla molto spesso anche di ambulanti. Merida Ferrara, mi associo con vivide condoglianze alla famiglia della signora Monica, con grande tristezza per non avere dai media le stesse attenzioni e trasmissioni di Fachin. Spero che a Modena diano riconoscimento a questa vittima e si ricordi della signora tedesca che non ha più l'uso delle gambe. Bravo Sammy che ne hai parlato, ma per fortuna qualche quotidiano oggi ne ha parlato, ma ad esempio il Corriere ha messo un trafiletto veramente indegno. Un altro messaggio audio. La trasmissione che è andata in onda lunedì è stata con Claudia Borghi e con Alessandro Morelli e Sammy Varin, è stata veramente, veramente interessante, finalmente senza interruzioni di pubblicità, roba varia. Ecco, un attimino però vorrei che venisse più coinvolto, diciamo, il pubblico, leggendo qualche WhatsApp, qualche domande che loro fanno, insomma. Ecco, questo sì. Comunque, insomma, grazie e spero che a settembre venga ripresa la trasmissione. Anna Maria da Vicenza. Grazie a te. Si riferisce alla trasmissione andata in onda lunedì sera, la trovate anche sul nostro podcast andando sul sito radiolibertà.net, cercate Filo Diretto, così l'abbiamo chiamata perché ancora non c'è una vera e propria sigla, una trasmissione multimediale andata in onda lunedì alle 21, non solo sulle frequenze di Radio Libertà, ma anche su vari siti, su varie pagine Facebook, molto guardate. È una trasmissione che ha avuto un grande successo perché ospitiamo una persona
conosciuta, in questo caso è il senatore Claudio Borghi Aquilini della Lega, e gli facciamo le domande che spesso sui giornaloni non si fanno, o magari le fai rispondere velocemente alla domanda, poi gliene fai un'altra. No, in questo caso c'ha tutto il tempo per spiegare, per dire cose, eccetera. È stata la prima puntata, una puntata pilota di una nuova trasmissione, un nuovo progetto che partirà poi a settembre con grande sforzo editoriale da parte di Radio Libertà, di Alessandro Morelli, dei tecnici che fanno questa diretta speciale su tutte le postazioni possibili multimediali, proprio per avere il pubblico più grande possibile. Buongiorno, gasolio a Mosca 0,97 euro, non ci posso credere. Zelensky attacca navi iraniane, così ora Mosca può affondare navi europee. Chissà chi è l'aggressore. PS, nel mentre il giornalista della Rai ci informa che escursionisti ebrei hanno distrutto un villaggio cristiano in Libano. La democrazia, ci scrive Marco. Questi sono i WhatsApp arrivati in mattinata al 340 67 09659. Un altro messaggio audio, sentiamolo, che dice? A Morelli buongiorno, vorrei chiedere una cosa: è possibile modificare la legge in modo da lasciare poco spazio di giudizio ai giudici, in modo che questi terroristi, perché quando tentano di uccidere sono dei terroristi, criminali terroristi, ecco, che il giudice non abbia più quella discrezione da dire sì, tu sei colpevole o tu non sei colpevole, e quindi decidere di rilasciarlo o no, perché qui veramente sappiamo i giudici come sono, sappiamo come è andato il referendum, e allora cosa facciamo? Ci dobbiamo far ammazzare da questi delinquenti, e i giudici sono d'accordo? Cioè, non so, io non capisco se c'è la possibilità o no di restringere le maglie di giudizio da parte dei giudici. Ecco, questo, però l'unica speranza che abbiamo è ancora questa. Grazie molte, scusi, vi ascolto molto volentieri. E ci mancherebbe, Grazie. hai messo il dito nella piaga proprio, perché al di là delle leggi, e poi è la magistratura che decide. Abbiamo visto oggi la pagina di Libero, praticamente parlando dei casini che hanno combinato in Val di Susa contro la TAV, e ne hanno identificati a migliaia e migliaia, ne hanno arrestati 4, ne hanno già liberati 2. E c'è qualcosa che non funziona. Ora, noi pensiamo male perché giustamente poi questi giudici, una certa magistratura è quella che poi va a giudicare anche altri reati, e lo sapete, sulla legittima difesa noi siamo intransigenti. La difesa è sempre legittima. Se un ladro entra in casa mia, non si sa se esce vivo. Lo so, questa è pericolosa, questa frase, assolutamente, perché il ladro potrebbe avere soltanto una pistola d'acqua e io gli do una coltellata, lo ammazzo. Che succede? Guarda che queste sono le meditazioni importanti che la Lega sta portando avanti, unica all'interno del centrodestra, che porta avanti determinate meditazioni. La sinistra e i radicali in testa hanno sputato sulle nostre famiglie. Aborto a go-go, donna libera di arrivare in alto all'apice della carriera. Tutto questo non vale per le islamiche. Sono macchine che sfornano bambini, uno dietro l'altro, scrive Antonia. WhatsApp, Paolo da Bergamo: se si presenta vince Calabresi, ma non è in grado di fare nulla come Veltroni. A Milano la destra sembra non voglia vincere, come a Brescia e a Bergamo. A proposito della trasmissione che abbiamo mandato prima, era comunque in replica con Carlo Cambi e Giulio Cainarca. Appurato che la sinistra è il cancro del paese, Italia e non solo, finché il numero 1 non lascia quel posto, nulla cambierà. Ci scrive la Luciana da Muggiò,
Chi sarà questo numero 1? Ancora WhatsApp, signori. Vediamo. Grazie a chi mi fa gli auguri di compleanno, ma per fortuna è passato, compio gli anni una sola volta, ma quella che è andata in onda prima era una replica, e quindi grazie Rosanna, grazie. Siete gentilissimi. Grazie a chi mette i propri ricordi, certo. Lega Nord, Bossi, il vecchio adesivo della Lega, ce l'ho anch'io, ci mancherebbe altro, ma tutti questi ricordi sono nel presente, perché ci ritroviamo il 20 di settembre a Pontida, in provincia di Bergamo, sul Sacro Pratone, e lo sapete, il passato si miscela al presente e al futuro. Un altro messaggio audio, sentiamo che cosa dice. Guarda, sintetizzo al volo. Qui dal dopoguerra in poi si è confuso il rispetto, la democrazia, il rispetto delle regole con ognuno può fare quel cazzo che vuole. No, non va bene, bisogna un attimino fare un piccolo passo indietro, va bene, e mancando rispetto, mancando tutto, che ognuno fa quello che vuole, nessuno è mai colpevole, bisognerebbe ritornare indietro al famoso manganello, e allora vedi che un po' di regole strette, più le regole sono strette e più c'è libertà, guarda un po', questa è una legge economica, e purtroppo l'italiano medio è così capra, così ignorante da non capire quanto lo è, e quindi non hanno mai capito esattamente cosa diceva la Lega, e questo è il risultato. Parlo anche ai vari traditori. Lega avanti tutta la vita. Ciao, un abbraccio. La trasmissione con Morelli e Borghi, spettacolare. Ciao. Grazie, siete gentilissimi. Trasmissione che ascolterete in replica anche questo weekend su Radio Libertà, che trovate facilmente cercando semplicemente Radio Libertà su Facebook, su YouTube, oppure, come dicevo prima, sul sito radiolibertà.net nella sezione podcast. Cercate la trasmissione di lunedì sera, Filo Diretto, lo abbiamo chiamato così per il momento, non c'è ancora una sigla, è stata una puntata zero di questo progetto pilota che partirà a settembre. Ci troveremo una volta alla settimana, io, Alessandro Morelli e un ospitone. Vi dico qualcosa di più. Siccome a condurre c'è anche il sottoscritto Sammy Varin, e lo sapete, io la radio la so fare in un certo modo, magari qualcuno non è d'accordo, vi voglio qua in studio, ok? Quindi organizzatevi, vi faremo sapere la data, sicuramente penso ci sarà una trasmissione prima di Pontida e un'altra dopo Pontida, quindi le prime settimane del mese di settembre, e chi può venire in studio sarà ospite con noi in diretta. Avremo un radiomicrofono, io girerò tra gli ascoltatori, tra gli ospiti in redazione, e faranno parte di questo podcast molto molto particolare. Per il momento ci fermiamo, minimo, Simone dice che cavolo, era ora, tranquillo Simone, 5 minuti e ritorno, perché oggi è mercoledì e è tutto un magna magna. Avete ascoltato